Oggi siamo a Moruzzo, lo Sporting Club, per farvi vedere come si gioca a paddle, la grande novità di questa estate, la nuova moda. Quindi andiamo a scoprire quello che è il nuovo gioco del paddle. La luna, limone, le mani in un bicchiere, il buio che si muove con te. Avete visto come si sviluppa il gioco, ma ce lo facciamo spiegare nel dettaglio da Andrea Merati, che è il responsabile dello Sporting Club Moruzzo. Intanto, quali sono le prime differenze con il tennis? Buongiorno, innanzitutto diciamo che la prima differenza sostanziale rispetto al tennis è che lo spazio è ridotto, in quanto il campo misura 10 per 20, si gioca sempre in 4 e soprattutto la palla tende a venire incontro ai giocatori, cosa che nel tennis invece sostanzialmente la palla tende ad allontanarsi. Quindi è uno sport divertente, molto continuo, che richiede comunque dinamicità. Anche la racchetta è diversa, no? Più piccola. Esatto, sì. Come lo spazio del campo è ridotto, anche di conseguenza l'attrezzo e le palline sono diverse. La pallina sicuramente ha un rimbalzo inferiore, una pressione inferiore rispetto a quella che è la pallina da tennis, proprio per riuscire a dare più continuità. La racchetta anche ha una leva più piccola, non è dotata di corde e quindi tutto questo depone a favore della continuità del gioco. Ore ed ore ed ore. E le regole, ovviamente, come ho accennato prima, c'è la possibilità che la palla, dopo aver rimbalzato e aver toccato le sponde laterali, possa essere rigiocata dall'altra parte. Ovviamente, dopo aver toccato sia il vetro sia la griglia laterale, la palla non può fare un altro rimbalzo sul terreno di gioco. Le regole, il punteggio, come varia? Allora, il punteggio è tale quale a quello del tennis, quindi game, i punti all'interno del game sono gli stessi, i set anche. E adesso voi avete questo campo all'esterno, ma c'è anche uno all'interno. Esatto, questo campo qui che vedete all'esterno è proprio di pochi giorni fa l'installazione, quindi tra virgolette che lo stiamo quasi testando e da un paio d'anni abbiamo appunto 2 campi in tensostruttura e con i quali siamo andati avanti dal 2020 ad oggi, ma proprio perché appunto avevamo continua richiesta di poter usufruire di ulteriori disponibilità, ulteriori prenotazioni, abbiamo deciso comunque di aggiungere un ulteriore campo. Il padel oggigiorno racchiude una gamma completa, quindi dai giovani alla gente di mezza età fino anche ad arrivare alla gente un po' più su con gli anni. Proprio per la ludicità dello sport io ho riscontrato in questi 2 anni che è uno sport veramente praticato e nel quale riescono tutti comunque a divertirsi fin dalle prime battute. Però, essendo così veloce e in un campo così piccolo, si rischia di farsi male? No, fortunatamente guarda, in 2 anni che appunto noi siamo partiti con questo sport non abbiamo riscontrato, al di là dei soliti piccoli acciacchi, ma non dovuti sicuramente alla tipologia di sport. No, è uno sport molto continuo, no? Che ha pochi momenti tra virgoletti morti. Come ti vedo io da qui. Se mi dovessi avvicinare a questo sport, non ho mai giocato a tennis, che tipo di approccio devo avere? Beh, guarda, gran parte della gente che si è avvicinata, che ha iniziato a giocare a padel, non aveva praticato tennis in precedenza. Ma proprio, come dicevo prima, per gli spazi ridotti, per l'uso comunque delle attrezzature che comunque consentono e facilitano anche il gioco, l'approccio diventa immediato fin da subito. Da che età? Quindi anche da ragazzini? Assolutamente sì, infatti secondo me un grosso margine di crescita ce l'abbiamo soprattutto nelle fasce di età più giovani, proprio per riuscire a creare
e a sviluppare il movimento anche dai ragazzi. Un'argentata sull'onde del mare, mette il sorriso alle bocche per salutare, e sale sulla pelle, zucchero dentro la frutta, vita che ritorna a risplendere, vai a tutta. E come detto, vedete, è uno sport anche per donne. Ci siamo spostati a Pasian di Prato al Tennis Garden con il titolare Marco Santarelli, proprio per far capire anche come sono queste nuove strutture inaugurate da poco. Sì, noi ormai 4 anni che abbiamo iniziato col padel, questa che vedete è l'ultima, la più recente, che è stata proprio inaugurata, aperta a fine marzo, e abbiamo 6 campi coperti e un campo all'aperto. È ormai 4 anni che abbiamo iniziato. Però il boom del padel è recente? Sì, è recente, però diciamo che qua da noi in Friuli è arrivato un po' dopo. È iniziato già 10 anni fa a Roma, nel Lazio, e da lì è partito, diciamo. Anche qui un'alta frequentazione di giocatrici donne, possiamo dirlo. Sì, abbiamo notato con molto piacere che nel padel almeno il 30% dei giocatori sono donne, e questo è una cosa carina. Poi diciamo che anche le partite vengono fatte anche tra uomini e donne, che è una cosa molto simpatica. Sì, sì, sì. Queste strutture vi permettono anche di lavorare in inverno? Sì, queste strutture, come potete notare e vedere, sono coperte, vengono riscaldate d'inverno. Il vantaggio è che poi d'estate, avendo tutti questi telloni scorrevoli, si gioca comunque all'interno, perché ci permette di avere una reazione abbastanza buona. Qui naturalmente ora stanno facendo delle gare, ma ci sono anche dei corsi per chi vuole avvicinarsi. Sì, ovvio, chiaramente, essendo anche poi una cosa nuova, noi abbiamo degli istruttori che hanno fatto dei corsi a livello nazionale, e quindi sono preparati per fare questo. Sì. Adesso raggiungiamo proprio Gabriele, che ci spiega nel dettaglio un po' quelle che sono le regole, Certo. e quello che è come si può avviare, no, a questa nuova pratica sportiva. Allora, ne abbiamo parlato tanto, adesso voglio provare anch'io a tirare con il paddle. Gabriele è l'istruttore che mi insegnerà, ma spiegami un attimino come devo impugnare per esempio la racchetta. Allora, devi impugnare la racchetta a martello, prova, ok, creando una V qua nel manico, ok, qua sotto, la punta è dritta e devi immaginare di battere un chiodo davanti, Sì. ok, questa è la impugnatura. Sì, e io la ho i posizione di tacchi, non è, partenza. no, però proviamo che coi tacchi, dai. Ok, vuoi che ti provi a lanciare una palla? Va bene. Ok. Sì, Cosa ma tu ti- vai là, Io adesso vado di proviamo. là. Proviamo a questa Cosa devi esperienza. fare? Portare indietro la racchetta se ce la fai, Cioè, ok? ah, così. Subito, sì, anche se hai i tacchi, piede sinistro in avanti, ok? Sì, Tappo della racchetta che guarda me, così. Così. Me, intendi? guarda me che Ah, sono sei di così? là, Ok. basta qua, ok? Continuo e provo a colpirla. Ci proviamo? L'istinto naturale di venirti a cercare tribale. Allora, Gabriele, un'impresa coi tacchi, com'è andata? Beh, molto bene direi. Visto le condizioni e visto i tuoi tacchi, penso molto bene. Ecco, a proposito, come ci si deve mettere per giocare a paddle? Ha un abbigliamento sportivo, le scarpe sarebbero ideali, quelle da tennis, ma vanno bene per partire anche un po' di scarpe da ginnastica normali, poi di scarpe da running, quindi si può. La racchetta la forniamo noi nel caso, la prima volta. Senti, i corsi sono per tutti da che età? Beh, noi abbiamo allievi che hanno sia 12 anni e anche allieve di 70, quindi è uno sport per tutti.